Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. L'abbiamo presentato questo appuntamento all'interno del nostro TG. Oggi parliamo di moria delle imprese siciliane. In Sicilia, lo vedete dal nostro titolo in sovraimpressione, chiudono, secondo una stima di Assoesercenti, 70 imprese al giorno. E di questo discuteremo, lo faremo con il presidente regionale di Assoesercenti, che è qui con noi, Salvo Politino. Buon pomeriggio Politino, e in collegamento abbiamo il presidente regionale di Confcommercio, Gianluca Manenti. Buonasera anche a lei, Manenti. Buonasera, grazie all'invito. Allora, se volete potete intervenire al nostro numero WhatsApp 342 745 5005 per dire la vostra, se volete, o per dare degli spunti di riflessione a questa trasmissione, a questo dibattito, perché il tema è davvero allarmante. La chiusura di 70 imprese al giorno vuol dire che in questo momento c'è un tessuto produttivo che non riesce a reggere i tempi, non riesce a reggere l'economia, il sistema economico siciliano. Vuol dire che ci sono anche alcune province che in Sicilia davvero faticano anche a vivere la quotidianità. Allora, Politino, insomma, un numero veramente deprimente, allarmante. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti i telespettatori, saluto l'amico Gianluca Manenti che è qui presente con noi. È chiaro che, come dire, l'analisi che è stata fatta sull'andamento demografico delle imprese segna una brusca battuta d'arresto. È un dato che preoccupa soprattutto perché il saldo che abbiamo nel 2023 è di circa 3.500 imprese, però la parte che insomma preoccupa ancora di più è che circa 2.600 imprese sono del settore commercio. Complessivamente chiudono in Sicilia qualcosa come oltre 25.000 imprese, quindi sono quasi 70 imprese al giorno. Non vi è dubbio che dopo la pandemia si pensava che potesse iniziare la ripresa, ma sono subentrate una serie di fattori, di variabili che non avevamo previsto, come la guerra in Ucraina, che ha fatto crescere notevolmente il costo delle materie prime e dell'energia elettrica, e per ultimo, non per importanza sicuramente, la politica da parte della BCE in materia di tassi, che ha sicuramente generato un forte aumento degli oneri finanziari, che poi sono quei costi che le imprese devono sostenere per fare fronte agli impegni che sono stati assunti verso gli istituti di credito. Fortunatamente, dico, i dati mostrano ancora una certa dinamicità imprenditoriale in Sicilia, infatti il dato è parecchio attenuato da questa voglia ancora di fare imprese. Non a caso complessivamente abbiamo un più 10% in più di iscrizioni rispetto al 2022, però purtroppo abbiamo circa il 27% in più di cessazioni. Allora, sembrano dei dati, come dire, in controtendenza, no? Quelli che ha presentato oggi Assoesercenti, proprio perché veniamo da un periodo di corsa folle agli acquisti. Il Natale certamente è uno dei periodi che nell'arco dell'anno salva come dire, i fatturati di molte imprese in maniera trasversale, non solo abbigliamento, ma il regalo in qualche modo riesce ad incidere sui fatturati. Stiamo parlando ovviamente delle piccole imprese, no? Quelle, no, Politino e Manenti, quelle che sono fortemente in crisi. I grossi gruppi riescono ovviamente con delle politiche commerciali diverse a restare sul mercato. Manenti, dicevamo il commercio, ha detto Politino, diciamo, su un saldo complessivo sono in negativo di 2.672 imprese del commercio chiuse. Che vuol dire questo? Cioè, in soldoni? Allora, io ritengo che la riduzione delle imprese, la moria delle imprese, il venir meno della democrazia... Allora, Manenti, le chiediamo di alzare un po' il volume della voce, perché se no non riusciamo a... Sì. Prego. Allora, io penso che la diminuzione delle imprese, la moria delle imprese, la diminuzione della demografia delle imprese nel Mediterraneo, in Sicilia, soprattutto nel Mezzogiorno, incide tantissimo, soprattutto nelle scelte politiche che sono state attuate in questo, soprattutto dopo lo shock economico e sanitario, soprattutto incide in maggior ragione, e l'ho detto poc'anzi, le scelte politiche che si fanno per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese. Noi rappresentiamo le piccole e medie imprese,
quindi sappiamo benissimo nella logica delle categorie qual è il denominatore comune. Il denominatore comune è un urgente accesso al credito, specialmente per le imprese più piccole, e quindi ritengo anche e soprattutto che in una fase di politica monetaria restrittiva si deve rafforzare la necessità di riformare anche il Fondo Centrale di Garanzia per sostenere le piccole e medie imprese. Quindi l'accesso al credito deve essere il denominatore comune di una politica a favore dei nostri associati che noi rappresentiamo. Sappiamo che le piccole e medie imprese in Italia fanno economia, e soprattutto in Sicilia, e quindi quello che noi rappresentiamo in questo momento soffre tantissimo. Ecco, i numeri che poc'anzi Politino, il Presidente, ha sciovinato sono numeri che poi in una macro area ci fanno preoccupare, ma quello che viviamo ogni giorno questo. E diciamo poi, ecco, questo è il tema, no? Cioè parliamo di piccole e medie imprese che fanno fatica poi a stare sul mercato, anche perché, diceva Manenti, le politiche non l'aiutano. È argomento di queste ore la possibilità di allargare il suolo commerciale per alcuni tipi di aziende nelle città. Questo certamente, no, Politino, non va a favore di chi fa fatica, no, a pagare gli oneri d'affitto, come dire, ad avere locali idonei e adeguati per le proprie attività. Se poi, diciamo, si permette anche ai grossi gruppi commerciali di poter inserirsi in alcune aree diciamo, di interesse commerciale, come per esempio i centri delle grandi città, dove in questo momento, lo ricordiamo, la legge non prevede che gli spazi possono essere più di un certo numero e più di una certa metratura quadrata, no? All'interno delle grandi città. Abbiamo visto a Natale, per esempio, città come Palermo e Catania hanno visto rinascere i propri centri commerciali naturali, cioè le vie dello shopping, diciamo, perché la gente ha preferito queste zone piuttosto che il classico centro commerciale. Beh, devo dire che siamo come Assoesercenti molto sorpresi da questa norma che è stata approvata a Palermo in Commissione Attività Produttive, perché qualche mese fa al tavolo regionale si parlava di proposte, si cercava di sentire le associazioni su quelle che potevano essere le istanze per tutelare la piccola e media impresa, e do atto al governo regionale che su input nostro, ma anche delle altre associazioni, molte istanze sono state recepite. Vero è che non ci possiamo permettere una lungaggine di burocrazia in Sicilia, basti pensare che in questi giorni sono stati erogati indennizi Covid su istanze presentate quasi 2 anni fa. Questo noi in Sicilia non ce lo possiamo permettere, anche perché dico il rischio è che probabilmente non troveremo più le imprese. Ma il paradosso è anche un altro, prima di arrivare all'argomento cui accennava, è che rispetto al bonus energia, quel bonus che nasce per aiutare le imprese colpite dal caro energia, ci sono imprese che hanno presentato l'istanza in regola con il DURC. All'atto dell'erogazione le stesse non hanno più avuto il DURC causa crisi e sono state escluse dalla graduatoria. Allora io ritengo che c'è qualcosa che non funziona, ma non solo. Inizialmente le risorse stanziate coprivano una percentuale, sono state rivisitate perché si voleva fare in modo di aumentare la percentuale di contributo. In realtà oggi ci ritroviamo in uno stato di caos e di confusione con molte imprese che sono rimaste fuori. Tornando all'argomento di prima, credo che la Sicilia, ma in modo particolare Catania, gli errori passati della politica, ricordiamoci che Catania è la città con la più alta percentuale di centri commerciali in Europa, forse sono serviti a ben poco. Pensare di dare la possibilità di insediare in una città come Catania, ma non solo, strutture, o meglio passare gli esercizi di vicinato da una superficie di 200 metri a 750 metri, beh, vuol dire insomma favorire i colossi, i grandi marchi a discapito degli esercizi di vicinato. Più volte
abbiamo sollecitato il governo regionale a mettere in campo misure invece mirate, come i distretti urbani del commercio, che non sono altro che modelli organizzativi già sperimentati in Toscana, su cui la regione fa finta di non sentire. Cosa sono? Spieghiamolo ai nostri telespettatori. I distretti urbani del commercio non sono altro che delle aggregazioni tra operatori che operano appunto, quindi esercizi di vicinato, che danno la possibilità di accedere attraverso appositi bandi a dei fondi che servono per l'animazione del territorio, la programmazione, cioè cercare di colmare poi quel gap con i centri commerciali che purtroppo esiste in termini di servizi e infrastrutture. Bene, la regione deve decidere se stare dalla parte dei grandi colossi o se aiutare gli esercizi di vicinato, perché è spiegabile che mentre i numeri parlano in maniera molto chiara, il messaggio che vogliamo dare è questo: prima di avanzare proposte credo che sia più giusto guardare i numeri, e i numeri sono incontrovertibili. Questa proposta è assolutamente insostenibile, dobbiamo pensare che se vive il commercio, se vive l'esercizio di vicinato, vive la città, vive il centro storico, c'è la funzione sociale ed economica del commerciante, è di fondamentale importanza. Io credo che questa politica messa in campo, ed è un segnale d'allarme, e temo che purtroppo, siccome entro il 31 si dovrà votare la finanziaria, la mia preoccupazione è che se passa una norma di questa, dico, le associazioni probabilmente saremo chiamate a un'azione di forza non indifferente. Questo noi in Sicilia non ce lo possiamo permettere. Manenti, che ne pensa lei di questa... Concordo benissimo, il punto, il tema fondamentale è quello dei distretti del commercio. Noi, si ricorda, la scorsa legislatura avevamo presentato mettere la legge sul commercio. Noi abbiamo messo mano alla legge sul commercio, è passata in commissione, ma poi non è passata al vaglio dell'assemblea, perché poi c'è stata la scadenza del mandato e quindi si deve rifare tutto da capo. Però la legge del commercio risale al 1992 nella nostra regione. E quindi si è fermato tutto, ma all'interno di quel provvedimento che noi avevamo avanzato insieme ad altre associazioni di categoria e alle categorie da noi che rappresentiamo, abbiamo messo mano a questo lavoro, e dove viene contemplato anche il distretto urbano del commercio. Io sono concorde con Politino, con il Presidente, perché io penso che la nuova logica della riqualificazione dei centri storici, dei centri urbani, di cui abbiamo buone prassi, così come in Toscana, poc'anzi ha detto il Presidente, ma anche in Lombardia da più di 14 anni, che è uno strumento che è al servizio delle amministrazioni, ma è anche a servizio dei quartieri, della città e dell'economia del territorio. Quindi i distretti del commercio potranno fare la differenza anche in Sicilia. Riusciamo a spiegare cosa sono fondamentalmente, come si sostanziano poi questi distretti del commercio, distretti urbani del commercio? I distretti del commercio sono degli strumenti utili per riqualificare i centri storici. Che cosa sono? È un programma di cui una parte viene finanziata dalle regioni, una parte invece viene finanziata dalla Comunità Europea. Ci sono bandi che sono dedicati alla riqualificazione, alla rivalutare i centri storici, ma nello stesso tempo quindi, si fa un progetto non soltanto per rivalutare il centro storico anche dal punto di vista fisico, ma anche attuare dei programmi di sovvenzionamento per i negozi, di digitalizzazione o quant'altro utile per il commercio dell'area. Cioè la prerogativa d'accesso però qual è? Avere, come dire, un bel distretto del commercio, cioè avere associati che in qualche modo possano cambiare anche l'impatto della zona stessa, no, del distretto. Certo, perché in una città ci sono dei centri dove sono specializzati, ci sono ad esempio dei centri della ristorazione, altri dei negozi dove più o meno c'è un centro di abbigliamento. Quei centri possono fare in modo, i negozianti, di fare un progetto che può durare vita durante. Noi abbiamo buone prassi in Lombardia da circa 14 anni. La logica qual era? Era che nonostante le associazioni di categoria mettevano mano a questo programma, si faceva in modo che non soltanto il programma andava avanti, ma andava anche avanti negli anni, cambiando anche l'amministrazione. La Lombardia, in questo caso Milano, ha buona prassi anche nel momento in cui
cambia l'amministrazione, perché poi questi centri del commercio devono essere guidati, devono essere governati, si deve fare una vera e propria progettazione affinché questi distretti possano avere finanziamenti su finanziamenti, perché certamente un anno non è uguale all'altro, ci possono essere degli anni ma la logica sta nel fatto di rivalutare sempre il centro in modo tale che si continua quello che è la logica del commercio, della sostenibilità del commercio all'interno di un'area. Allora ci fermiamo Politino un attimo, c'è la pubblicità, poi ritorniamo con questo argomento, ma voglio sapere qual è il vostro punto di vista su quella che è l'idea del governo in merito alla liberalizzazione tutto l'anno dei saldi. Dopo la pubblicità. Entriamo in diretta nel nostro focus di oggi parliamo di crisi, anno nero delle imprese 2023, molte chiusure in Sicilia, pensate 70 imprese al giorno, migliaia di saracinesche che continuano a chiudere perché le piccole e medie imprese non ce la fanno a sostenere i costi della crisi. Allora si cercano, si avanzano proposte ai governi regionali e nazionali contro un sistema poi che tra l'online, tra i grossi player che insomma poi determinano i giochi economici, l'imprenditore, il piccolo imprenditore appunto fa fatica a restare competitivo sul mercato. Politino, con noi il presidente di Assoesercenti Sicilia, Salvatore Politino, con noi collegato Gianluca Manenti, il presidente regionale di Confcommercio. Prima di andare in pubblicità vi avevo chiesto un vostro punto di vista sul l'orientamento del governo che punta a liberalizzare un po' i saldi, cominceranno da noi a inizio gennaio, ma come sappiamo, inutile nasconderci, già molti commercianti hanno contattato i propri clienti, ormai tutti selezionati, ormai tutti schedati attraverso numeri di telefono, email eccetera, avanzando ai loro iscritti dei saldi come dire, con largo anticipo, molti anche prima di Natale. Allora qui è un sistema che secondo il mio parere, ma il parere di molti, è ormai sballato, e allora che cosa si fa per diciamo arginarlo o riportarlo in qualche modo in termini di sostenibilità? Politino e Manenti. Io ritengo che insomma, quando parliamo di saldi dovremmo anche capire che poi c'è stata tutta un'evoluzione in materia di campagne promozionali, di comunicazione, di marketing, Black Friday, cioè l'utilità effettiva dei saldi oggi qual è? È su questo la cosa su cui dobbiamo discutere. C'è anche l'effetto clima, perché non dimentichiamoci, voglio dire, che alla fine quanti consumatori non hanno acquistato proprio a causa del clima? Tant'è che noi nei giorni scorsi ci sono stati operatori del settore abbigliamento che ci hanno addirittura chiesto di posticipare. Ma il problema vero è, dobbiamo secondo me avviare un ragionamento, tutte le associazioni, del dire oggi qual è l'utilità effettiva dei saldi a gennaio, quando in realtà sappiamo che a ottobre ci sono campagne promozionali come il Black Friday che comunque stimolano i consumatori ad acquistare. È la stessa cosa degli acquisti natalizi, ma probabilmente gli acquisti natalizi il consumatore li fa 15 giorni prima approfittando del Black Friday. Questo necessariamente deve portare il governo regionale e le associazioni di categoria ad avviare una concertazione nel discutere, nel comprendere se ancora oggi c'è l'utilità effettiva dei saldi. Allora è un po' anacronistica questa storia dei saldi, insomma ognuno se li faccia come vuole, se ha delle promozioni da fare ben vengano, insomma saranno i consumatori allettati, no? Manenti. Io ritengo che i saldi ormai diciamo che sono vetusti per quanto riguarda la logica dei saldi stagionali, chiamiamoli così, almeno quelli. Sì, ma i saldi stagionali, proprio quest'anno che noi abbiamo avuto una continuità stagionale non indifferente che ha messo in difficoltà tantissimo anche il settore soprattutto il settore dell'abbigliamento. Concordo con Politino, con il Presidente per quanto riguarda l'Unione, possiamo dire, di una politica sui saldi, ma la liberalizzazione ormai, indipendentemente dalla norma, dalla legge, oppure da una messa d'accordo con tutte le associazioni di categorie, io penso che il discorso della scontistica lo si fa a prescindere dai saldi stessi che vengono poi regolarizzati.
Siamo in un mercato libero e questo ormai è consolidato. Certamente ci dobbiamo difendere anche dall'e-commerce oppure da questi grandi colossi che certamente la fanno da padrone. La logica deve essere una logica molto più competitiva, che come associazione di categoria ritengo di metterci intorno a un tavolo e pensare al meglio come difenderci da queste situazioni particolari che soffrono soprattutto la piccola e media impresa e quindi i negozianti di vicinato. Noi facciamo sempre una campagna che è sempre un loop ormai è diventato, quello compro sotto casa, perché comprare sotto casa diciamo è comprare la qualità ma anche l'artigianalità del made in Sicily, del made in Italy. Invece il comprare online è soltanto una vetrina dove si sceglie ma non si guarda la qualità. Beh, lodevole, però sa bene, insomma, Manenti, che non è così, perché poi insomma la gente guarda anche il portafoglio, guarda anche la tasca e se insomma la disponibilità è tale da poter comprare a prezzi ridotti, ovviamente si preferisce comprare sempre a prezzi ridotti. Insomma, anche qui bisogna comunque mettersi d'accordo e capire cosa vuol dire qualità, perché poi le etichette le guardano tutti e quando si trovano delle sorprese, insomma, anche sotto l'etichetta comprata sotto casa, questo poi va a sfavore di tutto il settore. Siamo in chiusura, ho un minuto di tempo, ci siamo concentrati molto sul commercio perché è quello che ha diciamo, pagato il prezzo più alto in questo 2023, scusate, ma ci sono anche altri settori ovviamente che pagano la crisi, tra i tanti anche quello dell'edilizia, a causa ovviamente di questa incertezza sui bonus, sul sistema di insomma, rimborso alle imprese e su questo blocco che c'è stato certamente causato dal 110%. Politino e Manenti, velocemente, poi insomma chiudiamo. Diceva Manenti il Presidente poc'anzi, la politica deve dare risposte. Se la politica anziché dare risposte crea confusione, i risultati quali sono? Che c'è un tasso di mortalità di oltre il 42% per l'edilizia, ma è inevitabile. Quello che è successo in Italia ha portato molte aziende che si sono indebitate ad una crisi di liquidità che le ha portati alla chiusura. Solo una provocazione, io non vorrei che dietro questa proposta in commissione che è stata fatta per quanto riguarda la superficie di vendita degli esercizi di vicinato, non dimentichiamoci un particolare, il 14 gennaio si apre la piattaforma per fare imprese in Sicilia. Dico, non vorrei che questa norma approvata in commissione possa servire ai colossi di aprire unità locali a Catania in Sicilia. Lo potranno fare attingendo anche a quanto previsto dal bando Fare Imprese in Sicilia, perché il bando Fare Imprese in Sicilia serve e deve servire per fare imprese in Sicilia, ma per primo alle aziende siciliane. Dico, non vorrei che stranamente viene presentata questa norma per poi creare, come dire, questa relazione diretta tra il bando regionale e i colossi che verranno a investire. Sollecitate insomma anche la politica in questo. Manenti, chiusura. Io sono concorde sempre con Politino, ci troviamo perché fare impresa per me pone anche gli stessi dubbi. Io pensavo, vi dico che la sto ancora studiando, sto cercando di capire qual è il trucco su questo. Perché essendo un economista sto cercando di vedere gli indici se sono a favore delle piccole e medie imprese oppure, però mi sono fatto un conto alla femminina, ma se viene distribuito circa 100.000 euro ad impresa significa che ne beneficeranno soltanto 20 per ogni provincia, lì dove questo qua è il discorso che poi alla fine si deve fare e quindi molte volte si mettono strumenti che fanno eco però non utili alla necessità della vera impresa e soprattutto delle nostre imprese in Sicilia. Mi auspico che il bando sia equo per chi effettivamente e soprattutto così come è lo spirito del bando per le start-up e per l'innovazione tecnologica che devono essere utili alla nostra Sicilia e che penso che noi come associazione e se concorde con me Politino dobbiamo attenzionare tantissimo questi bandi che oggi sono la priorità per le nostre piccole e medie imprese.
Bene, allora abbiamo finito la trasmissione di oggi, grazie a Gianluca Manenti, Presidente regionale di Confcommercio, grazie a Salvo Politino, Presidente regionale di Asso Esercenti, per essere stati con noi. L'appuntamento con il nostro Focus ritornerà domani, sempre subito dopo il TG di Telecolor. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti.